La direzione strategica dell'ASP di Agrigento, nell'intento di fare chiarezza e fornire delucidazioni al personale dipendente, interviene a margine di alcune note diffuse da varie sigle sindacali relative all'auspicabile incremento del monte ore lavorativo da 24 a 36 ore per figure professionali come OSS, ausiliari amministrativi e tecnici attualmente in servizio. Sin dal suo insediamento, esordisce il direttore dell'ASP Capodieci, questa direzione ha avviato le procedure che hanno permesso di centrare un obiettivo di grande rilievo sia sotto il profilo del potenziamento dell'azione amministrativa e sanitaria, sia per quel che riguarda la sanità lavorativa e il benessere del personale, ossia la stabilizzazione a tempo indeterminato di oltre 700 dipendenti appartenenti a diverse figure dirigenziali del comparto. Ciò è stato reso possibile grazie a una normativa che offriva queste opportunità a chi si trovasse in possesso dei necessari requisiti. D'altra parte, va detto, la stessa normativa obbliga a mantenere il 50% dei posti disponibili liberi per le assunzioni dall'esterno, per alcune selezioni, tra cui OSS, ausiliari e assistenti amministrativi, poiché il numero di soggetti che avevano i requisiti era maggiore rispetto al numero dei posti disponibili in organico, al fine di evitare di lasciare fuori molti padri di famiglia, afferma dottore Capodieci, si è opportunamente deciso, in accordo con le tante organizzazioni sindacali e con i singoli candidati, di ricorrere a un patto sociale, vale a dire che è prevalsa la scelta di suddividere il numero del monte orario rispetto al numero dei candidati, grazie all'intento raggiunto di allargare la platea d'assunzione e garantire a tutti un posto di lavoro sicuro. Il risultato per queste figure è stato quello di ottenere un contratto a 24 ore che assorbisse tutti senza lasciare fuori nessuno. È giusto ricordare, afferma il direttore Capodieci, che altre aziende sanitarie provinciali della Sicilia, a differenza della scelta sociale intrapresa dall'ASP di Agrigento, hanno optato per procedere a esternalizzazioni ricorrendo a servizi di terzi senza assorbire il personale interno. Oggi la proposta di incremento orario a 36 ore da parte delle organizzazioni sindacali trova pienamente disponibile questa direzione, purché vengano garantite la legittimità degli atti, la coerenza con le linee guida sancite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Per ciò che riguarda la necessaria copertura economica dell'operazione, si ritiene che l'unica strada percorribile sia in prospettiva quella che sta determinando l'apertura con i fondi del PNRR delle nuove strutture di assistenza territoriali come le case e gli ospedali comunità. Questi servizi necessiteranno di altro personale ed è inoltre auspicabile che venga concessa la possibilità di aumentare la massa finanziaria utile all'incremento orario del personale in servizio. Per ottenere questo obiettivo, conclude il manager dell'ASP Capodieci, sarà fondamentale compiere un percorso condiviso con le sigle sindacali, così come è necessario l'impegno fattivo ed energetico sia sul piano regionale che nazionale da parte della rappresentanza politica agrigentina.